Gentili telespettatori, buongiorno e bentrovati ad una nuova puntata in diretta in compagnia di Ore 13. La primavera ce ne siamo accorti un po' tutti, quest'anno è arrivata decisamente in netto anticipo. Dunque un marzo che fin qui è stato abbastanza anomalo, con un caldo anomalo, però a dire il vero un po' tutto l'inverno è stato un po' strano. Cosa sta succedendo quindi al clima mite e temperato tipico del nostro paese? Ci riflettiamo oggi in compagnia del generale Giancarlo Iannicelli, meteorologo, ben trovato. Buongiorno a tutti. E insieme anche a Paolo Quaggio, presidente di CIA Venezia, la Confederazione Italiana Agricoltori. Ben trovato anche a lei. Grazie, buongiorno. Chiamateci allo 0422 1626 798, insomma intervenite pure su questo argomento che è quanto mai attuale. Allora Iannicelli, parto da lei. Marzo sappiamo essere un mese pazzo, però forse mai come quest'anno è stato così strano, no? Quest'anno pazzo dall'inizio, no? Perché la pazzia di marzo veniva ricordata per il clima, per il tempo che cambia velocemente, alternanza tra schiarite e annuvolamenti con precipitazioni a tratti anche intensi. Invece quest'anno si è presentato, ma ormai ogni anno presenta una sua caratteristica lo stesso mese. Quindi abbiamo avuto un anticipo, ma non di primavera inoltrata, quasi di estate, perché temperature che addirittura in questi ultimi giorni, adesso nelle prossime ore si sono riassestate verso valori più normali, però abbiamo raggiunto valori veramente di 24, 25, 26, 27 gradi, addirittura le nostre zone sono risultate, Treviso, ma in genere il Veneto, in pianura è risultata la zona più calda d'Italia, quindi questa anche è una stranezza, non stiamo in California insomma. E poi le piogge, questo sta creando grossi problemi veramente a tutto il mondo agricolo, perché ormai è tanto tempo che non piove, veramente tanto. In questo momento, fino adesso, diciamo fino a qualche settimana fa, la non pioggia poteva creare meno problemi perché magari i terreni, poi dirà meglio, stavano a riposo, no, in attesa, ma adesso già ormai da un paio di settimane ci sarebbe bisogno di acqua abbondante, ma non abbondante di quella a cui siamo purtroppo ultimamente abituati con queste cosiddette bombe d'acqua che servono poco pure perché scorrono via. Quella pioggia un po' continua, diffusa, che piano piano penetra nel terreno e va a alimentare il seme o le radici di una pianta. Quindi è quella la pioggia preziosa che non ci è mai mancata negli anni, nei secoli e che adesso ci sta facendo soffrire. E diciamo subito che all'orizzonte non si vedono grossi cambiamenti, se non, come dicevo prima, una temperatura che rientra nei canoni più o meno, ecco. Ecco, poi insomma di questo avremo modo di parlare. Ieri sera ha fatto una pioggerellina in qualche zona. Più vento che pioggia. Più vento che pioggia e ha creato anche qualche problema. Per il vento, ecco, come ne parleremo. Nell'ultima statistica che è uscita, no, mi pare che il Sole 24 Ore abbia fatto, poi bisogna prenderle con le pinze, il miglior posto dal punto di vista climatico, il peggiore e così via. Proprio dice che noi siamo uno dei migliori posti per il vento che non c'è, che infatti questo fenomeno da noi è poco sentito, era poco sentito, perché si è presentato in tutta la sua brutalità. Ancora ricordiamo, ma con i brividi, quello che è successo a fine ottobre, veramente la forza del vento. Stamattina abbiamo avuto, stanotte, tarda notte, questo vento fortissimo, non associato a pioggia, inizialmente un po' di pioggia, ma il vento, quindi questo fenomeno che si ripresenta, anche questo probabilmente è un effetto dei cambiamenti climatici. Ecco. Certo. Abbiamo già una prima telefonata in studio, sentiamo che cosa ci vogliono dire. Pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Con Carlo Davanzo. Prego, Carlo. Allora, ho potuto verificare nel corso dell'invernata che tutte le perturbazioni che arrivavano dal nord dell'Europa si fermavano a ridosso delle Alpi, non riuscivano a oltrepassare in sostanza questa barriera. Volevo capire la motivazione. Grazie Carlo, giro la domanda al generale. Sì, diciamo le perturbazioni, quelle che a noi danno effetti, danno precipitazioni, danno neve, non è che arrivano da nord, no? Perché da nord, giustamente come ricordava il telespettatore, c'è la barriera delle Alpi, in qualche modo ci protegge, quindi provocano precipitazioni abbondanti, nevose, ma soprattutto magari sui versanti che guardano all'estero, per intendere in Alto Adige, da noi, anzi qualche volta questa discesa di aria fredda
Per noi è un beneficio perché si scarica sui versanti a nord, scarica la propria umidità e poi si presenta da noi come corrente relativamente più calda, il famoso FEN, no? Che si presenta, quindi temperature che aumentano, vento, ma non precipitazioni. Le nostre precipitazioni invece sono quelle, le nostre perturbazioni che provocano precipitazioni sono quelle che arrivano dall'Atlantico, quindi si spostano più o meno da ovest verso est e ci aggrediscono proprio da ovest verso est, quindi in qualche modo aggirano le Alpi, provengono dalle zone nord-occidentali italiane e poi investono le nostre zone. Questo è un tipo di perturbazione. Altro tipo di perturbazione può venire anche da sud, quindi con venti quando piove che troviamo poi i residui di sabbia sulle macchine, sul suolo, e questo perché la perturbazione arriva da sud e quindi sposta anche sabbia del deserto. E poi per finire, dulcis in fundo, arriva da est correnti fredde, precipitazioni, ecco un dettaglio. Correnti umide da est provocano grandi nevicate anche sulle nostre zone, quindi diciamo che le perturbazioni che arrivano da nord sono quelle meno pericolose normalmente. Abbiamo un'altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno, sono Franco da Udine Nord. Buongiorno. Al generale Janichelli, possibile che non si possa intervenire su Higina? Higina era un alunno di Einstein e ha fatto vedere che si poteva con le sue pale che giravano far venire la pioggia oppure diciamo non rallentare, distogliere le nubi, cioè farle praticamente non so, diradare il giorno giù. Quindi se lui con le pale con il mercurio sulle pale praticamente le faceva girare, o fa la pioggia oppure non fa piovere, ecco, praticamente. Grazie Quindi, Franco. Higina, dottor Janichelli, Higina, proviamo a interpellarla, dai, grazie. No, vabbè, tutto è affascinante e poi si è parlato, no? Un periodo andava di moda che c'erano tutti studi per cambiare addirittura il tempo, perché sapete abbiamo dimostrato, e si è dimostrato da solo, come fenomeni atmosferici sono più pericolosi della guerra, cioè se uno vuol mettere in difficoltà il nemico, tra virgolette, veramente gli fa venire un disastro meteorologico per 3 giorni e quello vale più di 10 bombe. Quindi un periodo si era parlato che studi, non certo italiani, stavano cambiando il tempo. La realtà è un'altra, ecco, il signore ha fatto un po' un misto. I cannoni che sparavano ioduro d'argento, cioè la nube è fatta di tante piccole particelle di impurità, sono pezzetti di sale, di impurità, che si aggregano l'umido e poi precipitano. Allora, questo nucleo, questa particella è importante perché se non c'è la particella impura non c'è il nucleo della pioggia, no? Che c'è. E allora sparare, e questo in zone soprattutto da Israele che l'ha fatto tanti anni fa, sparare queste impurità davano modo poi di aggregare umidità e far venire la precipitazione. Ha dato anche risultati, ma come potete immaginare sono costosi, c'è bisogno comunque, non è che dal sereno lanci, c'è bisogno di una certa umidità e quant'altro. Poi dicevo un'altra, si può far precipitare per parlare, ecco questo per provocare la pioggia, per non provocarla, o meglio in agricoltura, per evitare che venissero dei temporali intensi, la grandine per intenderci, c'è stato il momento dei cannoni, no? Ancora sono sparsi, quindi sparare, rompere, un po' far precipitare queste parti di queste goccioline che poi fanno precipitare, viene pioggia e non viene il temporale. Sono cose costose, molto limitate, infatti si riferiva a una zona in cui le culture erano molto ricche, no? di uve particolari, quindi valeva la pena.
problema poi si è visto che il problema principale, poi alla fine la protezione, almeno per i temporali, sono le reti e quello risolve più di tutto, e però ripeto, è bella come cosa ma purtroppo non è così facile. La meteorologia è una scienza e non è una scienza esatta proprio perché non si riesce a un algoritmo, rinchiudere in un algoritmo, in una formula anche complessissima. Quando hai studiato 1000 variabili, ce n'è altre 10 che intervengono, altre 100 e sei punto e da capo. E il tempo, la meteorologia è così, è prevedibile, grazie a Dio, grazie anche ai computer adesso che riescono a macinare milioni di informazioni. Però poi alla fine si vede, perché adesso, a parte le battute, perché noi meteorologi abbiamo subito sempre le battute scherzose di simpatia, però negli ultimi anni si è raggiunto, in certi casi non si può parlare nemmeno di previsioni, si devono dire, permettetemi la presunzione, di certezze, perché ormai la pioggia di ieri sera era prevista da 5, l'avevo prevista pure, ma io e tutto il servizio, 5-6 giorni prima, quindi ormai a breve, ecco. Poi avrà modo di spiegare, magari le previsioni, ecco, chi si azzarda adesso a dire a 10 giorni, a 15 giorni, lì è un po' azzardato, però insomma media, piccola scadenza, ormai sono molto molto precise. E poi un discorso poi che apriremo dei siti così che non sono seri, allora magari ci torneremo. Perché poi su questo insomma avremo qualcosa da dire. Purtroppo a 10 giorni le previsioni non sono così accurate, però in agricoltura, ci diceva poco fa fuori onda, forse sarebbero utili perché permettono anche una programmazione più accurata. Sicuramente se ci fossero accurate a 10 giorni sarebbe per l'agricoltura, per gli agricoltori sarebbe sicuramente un vantaggio, però già averle accurate a 3-4 giorni, 5 giorni diventa per noi agricoltori sicuramente una fonte, diciamo, di riferimento molto importante, nel senso che in agricoltura i lavori sono molti e quindi si lavora all'aperto, si lavora sotto il cielo, è ovvio che la meteorologia per noi diventa fondamentale per il nostro lavoro, quindi avere alcune conoscenze in anticipo, diciamo, ci permette di organizzare il lavoro in azienda in maniera ottimale, non trovarci sempre a dover rincorrere, adesso, in questo momento un po' meno, ma tra un paio di mesi, a maggio, a giugno, quando cominciano le fineagioni e quant'altro, il fatto di taglio l'erba, la metto al sole, la devo essiccare, è inutile che tagli oggi se domani mi chiamano pioggia, è un esempio banale, però è un esempio molto telefonate da casa, sentiamo che cosa ci vogliono dire. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Michela, chiamo da Annone Veneto. Buongiorno Michela. Volevo fare una domanda ai suoi ospiti. Io a volte, essendo ad Annone Veneto, quando c'è brutto tempo d'estate, sento che si alzano gli aerei da Aviano. A che cavolo si alzano gli aerei di Aviano quando c'è brutto tempo? Per rompere le nuvole oppure una diceria? Poi volevo chiedervi, perché nessuno ha il coraggio di dire che con queste catastrofi che si stanno addensando un grande problema è anche la troppa demografia umana nel pianeta? Anche questa è una cosa. E poi vorrei concludere con un piccolo gossip. Complimenti all'ex generale Giannicelli. Se non erro ce n'è un altro di ex generale dei Carabinieri che da ieri è presidente della Basilicata. Non è che ci saranno sempre più colonnelli, generali e quant'altro, la mia è una barzelletta detta alla fine tipo gossip. Grazie Michela, grazie per il suo intervento. Faccio rispondere al generale. No, ma sì, quello degli visto aerei che l'ha chiamato in casa. È una circostanza casuale, non è che assolutamente. Poi sai, sono missioni programmate, uscite, voli programmati, poi bel tempo, brutto tempo, perché l'uomo non si ferma, tornando al discorso di prima, nell'agricoltura. Un'altra zona sensibile, molto sensibile, un saluto intanto alla nostra di simpatia, alla nostra Michela. La neve, si parlava prima prima di iniziare la trasmissione che ormai interi settori sono legati al tempo, sono stati sempre legati alle condizioni meteorologiche, ma con il tempo che va impazzendo, mi lasci passare questo termine poco scientifico, si risente molto di questi cambiamenti, di questa irregolarità che è sempre più forte, perché il vero problema è l'irregolarità del clima ormai, del tempo. La neve,
intere stagioni sciistiche. Voi sapete cosa costano gli impianti di risalita per gli sciatori e quant'altro. Non nevicava, per anni non è nevicato e ci si doveva fermare, quindi si sarebbe fermata un'intera economia di montagna. E invece ecco che i cannoni, per dire che l'uomo non si fa. Poi potremmo fare il discorso di consumo d'acqua, di inquinamento, per carità, io parlo dal punto di vista che mancava questo elemento che è la neve, e adesso con i cannoni ci sono dei scenari anche non bellissimi, perché vedi tutto verde quando c'è poca neve sui rilievi e vedi questa striscia innevata. Però ecco, per dire che come in agricoltura, il bello dell'uomo, dell'umano è questo, che non è si ferma, e la mente è talmente forte, noi abbiamo delle risorse così forti che siamo riusciti ad andare sulla Luna, tante cose. Ecco, questo è il bello secondo me anche dell'umanità. Ci fermiamo per una piccola breve pausa di pubblicità, tra poco. 5. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Io riparto da Paolo Quaggio, perché abbiamo detto il mese di marzo essere stato fin qui abbastanza pazzo, e quindi questo caldo record si è fatto sentire anche in agricoltura. Vi leggo alcuni titoli dei giornali di qualche giorno fa, proprio per farvi capire. Clima pazzo, cambia la stagione dei cibi. Marzo, clima pazzo con temperature sopra la media, caldo record su gran parte d'Europa, salgono i prezzi delle verdure. Cosa ci può dire lei? Diciamo che per quello che riguarda il clima di marzo è vero che le temperature massime sono state molto alte. Abbiamo avuto, secondo me, per fortuna, comunque delle temperature minime che sono state sempre contenute, per cui abbiamo avuto sicuramente delle punte di temperatura massima molto, molto vicine all'estate, più all'estate che all'inverno, però le temperature mattutine e notturne sono sempre state abbastanza in linea, diciamo, con la stagione, fortunatamente. Per quello che riguarda poi il prezzo delle verdure che sale, secondo me è poco legato al clima del nord Italia, nel senso che il nord Italia ha verdure di tipo invernale che sono già nei campi o sono quasi ormai a raccolta finita, probabilmente è legato molto al brutto tempo che ha fatto soprattutto al sud, dove le piogge importanti che ha fatto, ma non nell'ultimo periodo, da dicembre praticamente, quindi sono 3 mesi che hanno delle piogge molto abbondanti, ha probabilmente provocato dei danni in agricoltura, e quindi la mancanza anche di approvvigionamento per le ultime periodi delle verdure. Qui al nord quali sono le colture che stanno soffrendo maggiormente? Beh, adesso come adesso sicuramente il frumento, nel senso che è una pianta seminata in autunno e che non ha bisogno di grandi piogge. Però una pioggia, diciamo, seria lo aiuterebbe adesso, anche perché adesso è il momento, adesso dovrebbe essere già da un mese che piano piano doveva cominciare a crescere, e purtroppo è ancora un po' in stasi, proprio perché non teme il freddo, non teme neanche tantissimo il caldo, però la mancanza d'acqua sicuramente lo mette in difficoltà. Ecco, insomma, è esplosa questa primavera con la fioritura di diverse piante, anche nei prati abbiamo visto arrivare in forte anticipo le primule, le viole, le margherite, che solitamente si presentavano un po' più avanti. Ma è ovvio che la temperatura giornaliera, soprattutto molto calda, invoglia la natura a muoversi. E quindi magari le piante che tendenzialmente fanno prima i fiori e poi le foglie tendono a muoversi, diciamo, in anticipo. Però diciamo che la stagione, io ho un piccolo frutteto familiare a casa, la stagione sì, qualche giorno prima, ma non è una cosa così anticipata rispetto alla media. Nel 2007 per esempio c'è stato, tenevo conto proprio delle fioriture, c'è stato un anticipo di 20 giorni nella fioritura, ma non di una pianta, proprio io avevo allora frutteto. Ma non è arrivato poi il gelo dopo? No, perché le piante sono intelligenti. Nel 2007 appunto ha fatfatto caldo praticamente da gennaio, sempre sopra le medie, perché si è arrivati a novembre sopra le medie. Le piante non si lasciano fregare. È stata un'annata decisamente ha fatto un'ottima osservazione proprio da addetto ai lavori. Ogni anno è diverso comunque. Sì, questo, ma ha fatto un'ottima osservazione da addetto ai lavori, perché che ha fatto delle temperature massime molto alte. Però poi le minime, quando il sole va via,
il tempo è marzo, i primi di marzo, quindi abbiamo, come si dice, un'escursione termica. L'escursione termica è la differenza tra la temperatura minima e la massima di 20-22 gradi, perché si passava da 5, 4, 3 gradi a 25 gradi di massima. E ha ragione, perché la notte poi vedevi che le piante tutto sommato non erano a bocca aperta, no? Io ho un buon rapporto, sono appassionato, vedevi che insomma non soffrivano. No. Un'altra cosa che ho notato da appassionato, non addetto ai lavori naturalmente, è che le piante, quando dicono se arriva freddo, ma non si fa, è difficile che si lascino, come dire, bugerare la natura, no? Per quanto riguarda le piante. Se esplodono veramente, non primi segni, ma se esplodono, noi da quello possiamo dire che veramente il freddo in quel caso non arriverà più. E ancora una volta complimenti, l'osservazione è giusta. È che purtroppo noi siamo qui, soffriamo la mancanza di pioggia, però la pioggia che si è riversata, ma da tutto l'inverno, dall'autunno all'inverno al sud, che ha fatto danni fortissimi, quindi neve e pioggia, neve un po' a bassa quota e pioggia tantissima, e questo influenza naturalmente i prodotti e i prezzi di conseguenza. Senta, qua in attesa delle piogge si stanno adottando delle contromisure per sopperire alla mancanza di acqua? Diciamo che la nostra preoccupazione proprio come agricoltori non è legata al momento strettamente attuale. Il generale Iannicelli prima parlava di neve, purtroppo la neve manca in montagna. I nostri grandi fiumi del nord sono abbastanza sotto un livello normale, diciamo, per questa stagione di acqua, e questo ci preoccupa non tanto per l'immediato quanto per il prossimo futuro, nel senso che da una parte abbiamo paura che una volta che si è finito il bel periodo, comincia un periodo magari come quello del sud, dove piove molto e molto insistentemente, per cui ci mette ancora più in difficoltà da un lato, però ci sarebbe bisogno di una pioggia abbondante per impiguare anche i bacini, i fiumi e quant'altro. E da un lato però abbiamo il timore appunto che se non piove, tra 2 mesi, 3 mesi, quando è ora appunto magari di irrigare, perché la siccità comincia veramente a pesare in agricoltura, mancherà l'acqua. Sì, la neve, hai ragione, non ce n'è, però meno male che poi nell'ultimo periodo un po' di neve è arrivata, perché giustamente uno pensa alla pioggia del momento, ma i bacini si riforniscono. Il Piave, i fiumi pure arrivano dallo scioglimento poi nella bella stagione delle nevi. Qualcuno sottovaluta la neve, come si dice pane, ma non tanto perché copre, ma pane perché poi si trasforma, va a alimentare appunto i corsi d'acqua, i fiumi, i laghi, i bacini che poi ci riforniscono. E allora saggia la cosa di dire, però domani, dopodomani potrebbe venire piovere, ma cosa succederà fra 2 mesi, 3 mesi, quando in pianura, guardate che veramente abbiamo avuto anche il Po, alcuni laghi che sono al di sotto veramente cose che si verificano a agosto, cioè livelli che si verificano normalmente a agosto, a settembre, quando siamo in piena estate, e invece sono verificati adesso. È vero che tutto può cambiare, ma attenzione che i cambiamenti poi avvengono, questa è l'instabilità del clima degli ultimi anni, i cambiamenti arrivano, e arrivano la pioggia che non c'è stata e che doveva essere distribuita, questa è la grande crisi degli ultimi anni, la pioggia che doveva essere distribuita in un mese arriva in 2 ore e non serve, serve solo a far danni, perché scorre via, allaga e va a nutrire, come si dice prima, il terreno che in questo momento è anche arido, un po', più che arido è secco, quindi è un po' impermeabile, assorbe poco, quindi avrebbe bisogno di una pioggerella continua e piano pianino rompe questo strato. Costante, non troppo intensa. Brava, quindi questo è il problema grosso, che le bombe d'acqua fanno danni e non servono a niente. Certo, perché io e uso bombe d'acqua, mi sono arreso, perché scientificamente però danno bene l'idea di quello che succede. Anche perché, come dicevamo, i temporali, soprattutto queste precipitazioni violente, non solo non sono utili, ma provocano anche danni, proprio perché l'acqua non riesce a filtrare. Spesso fanno più danno che beneficio, cioè, nel senso che scorre e si accumula. I nostri nonni dicevano che col secco va bene anche alla grandine. Per carità, è vero che intanto si bagna, però il danno è sicuramente notevole, per cui certo. Iannicelli, ma il livello idrometrico di fiumi e laghi attualmente è basso, è ancora preoccupante? In alcune zone è molto preoccupante, perché ormai non sta piovendo da tanto tempo, stanotte 2 gocce, ma non serve veramente a niente, e purtroppo, ecco, a media scadenza
Sì, ci sarà qui e lì un po' di instabilità, qualche precipitazione, ma diciamo che all'orizzonte non si vede un cambiamento sensibile, quello che cambia al tempo. Quindi possiamo dire che si prevede una primavera piuttosto arida? Beh, adesso la primavera è arida, perché poi non bisogna dimenticare dal punto di vista astronomico una cosa, dal punto di vista meteorologico la primavera è iniziata col 1° marzo, quindi siamo già in piena primavera. La natura poi si sta risvegliando, per usare un termine, è pochissimo, quindi siamo veramente al di sotto, e con temperature al di sopra della media, con temperature massime che sono storiche, perché anche qui a Treviso il 20, adesso non vorrei sbagliare, il 27-28 febbraio è stata registrata 23-24 gradi la temperatura massima, storicamente, fatta io personalmente, a memoria d'uomo non si era mai. Ricordo poi che queste temperature, per convenzione internazionale, quando sentiamo le temperature diffuse, sono temperature prese in capannina, all'ombra, su prato, rivolte a nord del termometro, quindi per dare un'idea, i 23-24 gradi, se poi si mette il termometro, ripeto, sbagliando scientificamente, ma si mette al sole, si registravano 33-34 gradi. L'altro giorno, sabato e domenica, se si metteva il termometro al sole, si raggiungevano quasi 40 gradi, quindi quella è la temperatura. Poi, tornando all'agricoltura, con il vento, questo è un altro fenomeno, asciuga ancora di più, perché uno bagna anche dal punto di vista di irrigazione, però il vento ha una, come col phon, sono 20 asciutti, poi se ti bagni i capelli e non usi il phon magari restano bagnati, se usi il phon e questo è il vento si asciugano velocemente. Abbiamo un'altra telefonata da casa, sentiamo cosa ci vogliono dire. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, mi chiamo Valentino, chiamo dalla provincia di Padova. Prego. Niente, io seguivo la vostra trasmissione, bellissimo, però io volevo consigliare una cosa. Su questo periodo che abbiamo pochissima acqua, poca neve, perché non viene approfittato di questo discorso per pulire i bacini, per pulire i fiumi, che dopo, quando viene giù l'acqua, vediamo il Piave, vediamo il Gordone, vediamo l'Adige e vediamo il Brenta, creano dei problemi perché ci sono tutti sporchi, diciamo, o pieni di detriti, pieni di cose. Questa è una cosa che si dovrebbe approfittare di questo clima un po' anomalo. Ecco, questo vi ringrazio. Grazie Valentino, rimanga in ascolto perché ora andiamo in pubblicità, poi le daremo una risposta, tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in compagnia di Ore 13. Allora, Paolo Quaggio, poco fa il telespettatore ci diceva perché non si approfitta per pulire un po' i bacini, fare pulizia, che spesso sono intasati da detriti che creano notevoli problemi. Diciamo che intanto la pulizia dei fiumi in generale spetterebbe ai consorzi di bonifica, cioè come ente che sovrintende al territorio, ma non è un discorso di addossare la colpa. Noi da molti anni, proprio come associazione di agricoltori, diciamo che è tempo, ma era già tempo di averli fatti dei bacini per la raccolta dell'acqua, visto il cambiamento climatico, quindi visto che i fenomeni intensi avvengono in poco tempo e quindi si perde nel giro di poco tempo l'acqua che viene in un paio d'ore, bisogna avere la capacità d'inverno se c'è molta neve o c'è molta acqua, ma anche d'estate, ma anche in primavera se dovesse piovere, dei bacini per la raccolta dell'acqua in maniera da avere l'acqua a sufficienza per l'approvvigionamento naturalmente della popolazione. E poi io sono agricoltore per l'agricoltura, ma anche l'industria usa l'acqua, per cui avere la possibilità di incamerare l'acqua e tenerla intanto ci avrebbero due effetti. Nel momento in cui piove molto, avendo dei bacini di raccolta, non andrebbe a inondare città, paesi, campagne e quant'altro, quindi ci sarebbero appunto dei bacini di sfogo. E dopo c'è la possibilità che quando non piove l'acqua ce l'abbiamo e quindi viene riutilizzata o utilizzata per lo scopo. Anche questo in certo senso è un po' una programmazione, no? Però questo da molto tempo che se ne parla.
però non è mai stato fatto. Cioè, dopo l'alluvione, diciamo, feroce del 66 è stata istituita una commissione ministeriale che aveva individuato una serie di bacini per il Veneto. Erano 8 bacini da fare. Questa è la relazione della commissione, è venuta fuori nel 74, ma di 8 bacini che in teoria dovevano essere fatti appunto per poter raccogliere l'acqua in casi come quello del 66, di fatto non è stato fatto assolutamente uno. Ne è stato promosso, diciamo, cominciato a lavorare uno. Per il resto, anzi addirittura su un bacino teorico come zona è stata fatta una zona industriale, per cui la mancanza di responsabilità e di programmazione su questo è un fattore molto grave. Certo. Sentiamo cosa ci vogliono dire da casa. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Giusi e ai suoi ospiti. Buongiorno Giusi, prego. Volevo chiedere al Presidente dell'Agricoltura se c'è qualche novità per allontanare le cimici, ma perché fra la frutta, Presidente, e pomodori saremo invasi come l'anno scorso con le loro punture succhiando il loro sugo. Cosa dobbiamo fare? Ma perché dicono ma metti le reti, quelli anticimici, ma quanti metri ci vogliono? Grazie, insomma una cosa assurda. Grazie. Adesso le facciamo dare una risposta, anche perché insomma questi insetti sono un po' legati anche questi ai cambiamenti climatici. Nuove specie che qui non c'erano mai state alle nostre latitudini e che si sono diffusi e si andranno sempre più diffondendo, quindi questo creerà dei problemi, sta creando già dei problemi, certo. In questo caso fastidiose, hanno un costo economico, ma in altri casi sono anche pericolosi proprio perché portano altre malattie, e quindi è un problema. Ecco, come si vede è tutto collegato, ma i cambiamenti climatici, guardate che nei secoli, nei millenni passati hanno distrutto delle civiltà, hanno costretto dei popoli a cambiare, fare migliaia di chilometri e spostarsi. Faccio solo ricordo sempre questo, che nel Kenya sai, le popolazioni magari per sfuggire alla zanzara che porta la malaria si mettono a una certa altezza, si sono stabilizzate a una certa altezza di quota, perché a quell'altezza la zanzara non c'è. Con l'aumento delle temperature la zanzara, ma anche qui da noi andiamo in montagna, ma veramente insetti che non c'erano mai, ma cominci a vederli anche in montagna a 1200-1300 metri, quindi bisogna fare i conti veramente, rivedere un po' tutto. Certo. E per rispondere alla telespettatrice, contromisure per queste cimici? Sicuramente la cimice è un flagello attualmente, nel senso che è arrivata molto all'improvviso. Quella asiatica? Parliamo della cimice, nel nostro territorio è sempre stata la cimice comune, la nostra, quella verde, ma i danni erano sempre abbastanza relativi. La cimice asiatica di fatto è arrivata all'improvviso, non ha al momento nessun insetto, diciamo, che la può contrastare, per cui si è decisamente fatta padrona, ha trovato nella pianura padana in particolare un ambiente decisamente favorevole, ha un numero, diciamo, di nidiate che è di fatto continuo. In Emilia Romagna so che la regione ha stanziato dei soldi appunto per, lì hanno molti frutteti proprio per difendere le piante, al momento con delle reti anti-insetto. È un lavoro molto costoso e molto impegnativo. È allo studio, diciamo, stanno valutando l'importazione di un insetto praticamente concorrente della cimice, però la paura è, lo portiamo, sicuramente combatterà la cimice, ma poi diventa un nostro alleato oppure diventa infestante, non c'è più la cimice, ma c'è questo che magari fa più danno, per cui non è un discorso così semplice, così immediato e così matematico, ci vuole sicuramente molta attenzione, perché sono antipatiche forti, poi invece... sono antipatiche forti, certo, mi lasci dire, si infilano ovunque, si infilano dappertutto, anche d'inverno, ma sono anche molte, sono di una sfrontatezza unica, non temono il caldo, non temono il freddo, si nascondono, ma tu nel posto più impensato ne trovi uno in tutto l'inverno, ogni tanto sembra una al giorno, ma la trovavi, in Veneto invece sono state prese delle contromisure? Ma sì, sono state prese perché sono stati stanziati, questo adesso non
so con precisione, ma perché è una cosa che ormai colpisce tutti, ma delle case, perché poi il caldo, loro come sono legate alle temperature, se vedete, se la casa avete le finestre esposte a nord non ce n'è nessuna, la finestra esposta a sud, si concentrano a decine, a centinaia, proprio cercano il caldo, il sole. Quindi è un altro problema, un problema particolarmente fastidioso per la vita proprio di tutti, ma poi per un danno economico, per la vita si mangiano, succhiano tutto, quindi non da non sottovalutare, ripeto, purtroppo vedete questo è monitorato, però la realtà è che la soluzione non è così immediata, diciamo così facile, per cui alcune opzioni sono sul tavolo, però sono da valutare in maniera molto molto seria, cioè, nel senso che non rischiamo appunto di importare altri insetti che magari fanno più danno. Pensate alla malattie dell'ulivo, a quelle delle palme, delle palme, il coso rosso, ma schifosissimo, eppure si è mangiato il 100% di palme. Da noi interessa poco, però per dire che sono insetti, animali aggressivi, molto aggressivi, ma che ti distruggono. Guarda, l'ulivo, uno dei più i granchi della Louisiana nei nostri fossati, hanno creato il deserto, hanno fatto strage, quindi le specie. Lasciando stare per un attimo varie tipologie di insetti e di animali, tornando al nostro tema, temperature elevate e siccità sono peraltro un mix esplosivo per gli incendi che hanno colpito duramente il nord Italia. Leggevo un dato: nel 2019, quindi in questi primi 3 mesi, in tutta Italia sono divampati ben 67 incendi con 1851 ettari bruciati. Pochi giorni fa è divampato un incendio sul Cansiglio, ieri sera le fiamme hanno divorato una parte di bosco del Col Visentin, rogo che poi è stato spento nella notte, però insomma anche questo è un dato da rilevare. Il problema degli incendi è un altro dei problemi che affliggono veramente un po' tutta la nostra, e non solo il nostro paese. Diciamo subito, perché poi è una barzelletta, l'autocombustione non esiste. Ma non esiste, tutti gli incendi, il 100%, o sono dovuti al proprio dolo, ma anche alla trascuratezza dei comportamento. Uno va in giro magari, perché succede nei boschi, fuma una sigaretta, butta la cicca lì, è chiaro che non c'è dolo, però c'è un comportamento perlomeno insomma poco civile, e quindi poi trova. Intanto il dolo non c'è niente da fare, perché io ho assistito veramente a incendi anche al sud, ma non solo, paurosi veramente, ma lì si parlava addirittura di una strategia organizzata, perché poi con tutto quello i risvolti che smuove dal punto di vista economico, da iniziare dai soccorritori, che è assurdo, un'opportunità di lavoro, a creare zone, poi finalmente zone incendiate. Insomma, la legge è corsa ai ripari e quindi non permette sulle zone incendiate per tot anni la costruzione e quant'altro. Però c'è dolo, c'è purtroppo dolo, è un altro problema nostro. Ma dicevamo, il dolo è facilitato, ma anche il comportamento poco civile, naturalmente la mancanza di piogge, per il secco, il vento, e chiaramente un'erba secca, un'erba verde, e risponde diversamente a un incendio, no? E quindi questo è un altro grosso problema che ha interessato fortissimamente il nostro territorio. Io ho avuto modo al sud di vedere un incendio, ma è una cosa impensabile a vedere, poi una roba bruttissima proprio, vedere l'incendio, le fiamme, come si mangiano il territorio in pochissimo tempo, con distruzione oltre che delle piante e degli animali. Pensa quanti animali nei boschi ci sono che noi non vediamo, ma che vivono nel bosco, nella foresta, e rimangono bruciati, quindi è veramente un problema. Telefonata da casa, pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno, parla Piero da Zero Branco. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Prego. Il veterano parla di quei strumenti nuovi. I proverbi di una volta sono veri oppure no? Perché i proverbi di una volta al tempo diceva: a gennaio c'era San Bastian, qua vioia in man, vioia non vioia, il ghiaccio smoia. Dopo che era in febbraio, quando è l'ora dell'inverno siamo fuori, ma se piove vento, l'inverno siamo dentro. Ce ne sono moltissimi, lei ci sta chiedendo insomma una valenza. Marzo asciutto, aprile bagnato, beato il contadino che ha seminato, ed è sempre stato turni che sei.
non si può fare niente, la natura fa quello che voleva, non quello che volevano altri. Grazie Piero. Sì, questa è la saggezza contadina. Esatto, sì. Come dire, i proverbi, gli adagi sono tantissimi, molti trovano anche riscontro scientifico, perché l'estate di San Martino, per dirle una, normalmente, poi non è regola, in quel periodo c'è sempre qualche giorno, i giorni della merla che pure si rifanno a una leggenda, però in effetti gli ultimi giorni di gennaio normalmente sono i più freddi, fatti salvi i cambiamenti climatici. Nella saggezza contadina, dicevo prima, no, si guarda da noi qui, guarda il Garda com'è il tempo e vedo, perché sì, perché il tempo, come dicevo prima, normalmente il brutto tempo arriva da ovest, quindi guardare il Garda significa un po' anticipare. Quindi tanti, poi ce ne sono altri che non trovano riscontri, ma tanti sono saggi, tanti detti così, tanti adagi sono saggi e hanno una valenza anche scientifica, chiaramente. Ecco. E poi è simpatica perché, ripeto, sta a significare quanto è stato, si diceva prima, il tempo e come interessava le persone che dal terreno, quindi dalla natura, prendevano la propria attività di vita, quindi la sopravvivenza, il proprio lavoro. Quindi è una cosa Presidente ce lo può bellissima, confermare, può confermare, no? Si guardava la il cielo. sensibilità. Per forza, cioè, adesso ci sono i mezzi che ti dicono piove, non piove, poi più o meno attendibili, però diciamo ormai sicuramente certo. Quelli seri sono sicuramente molto attendibili. Certo. Una volta i nostri nonni, i nostri vecchi, diciamo, guardavano il tempo a seconda della forma della nuvola. Come i naviganti, no? I pescatori di una volta. Era una scienza loro, ma poi certo. Non era così esatta, però... Però trovava sempre un certo riscontro. Io avevo mio nonno che andava a pescare nella Barena, quindi in laguna a Venezia, e si muoveva guardando il tempo, certo, vado o non vado perché ci sono le nuvole, perché poi si alza il vento e quindi trovo questo, cioè quindi erano abbastanza precisi su queste cose. Io non nascondo che io ormai faccio il mestiere da quasi 50 anni, che ne so abbastanza, adesso è tutto il computer naturalmente, milioni di informazioni, ma una volta ci si rifaceva anche alla sensibilità personale, il meteorologo è anche questo, conosceva profondamente l'ambiente, il territorio dove lavorava e aveva i suoi segreti, ognuno di noi aveva i propri segreti, quindi si rifaceva. Poi chiaramente, fortunatamente dico, anche i satelliti, i computer e quant'altro adesso lascia poco, come dire, poco spazio all'immaginazione, alla sensibilità, per quanto è sempre importante, ai segreti, però una volta si viveva su quello, insomma, anche. Ci fermiamo per l'ultima breve pausa di pubblicità, tra poco. Scusate, abbiamo una telefonata allora in studio? Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Sono io, sono Bellato Mirella. Prego Mirella, ci dica. Niente, io sono preoccupata perché qui a Trebaselli, dove abito io, non ci sono più i passeri, che una volta c'era il tetto pieno, 2 anni fa, adesso non si vede più neanche uno. Allora io penso che gli insetti non vanno più mangiati, ci sarà un'invasione sia di cimici e di tante altre cose. Grazie per il suo intervento Mirella, poi i nostri ospiti le daranno una risposta, noi ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Ben ritrovati in studio, ultima parte di Ore 13 in diretta, abbiamo parlato di clima, un po' anomalo a dire il vero quello di questo marzo. La telespettatrice da casa poco fa ci diceva non vedo più i passeri nel mio giardino. Si è notato, magari vede qualche altro uccello, vede molti colombi, cioè per esempio, che hanno sostituito diciamo, in parte quello che era i passeri. Sono sparite no, ma insomma sono sicuramente in grossa diminuzione nelle rondini. Ma perché? Perché sono cambiate completamente le case. Una volta c'erano le travi di legno che permettevano di fare il nido e quant'altro, adesso sicuramente questo non è più possibile, per cui le rondini immediatamente vanno da un'altra parte. Non è tanto il cambiamento climatico quanto l'acclimatazione di
uccelli diciamo diversi che hanno preso il posto di altri uccelli, per cui sicuramente c'è questo cambiamento, però purtroppo il passero faceva un piccolo danno, i colombi fanno danni. Ma le cimici non piacciono a nessun uccello. No, ma non esatto, nessuno, cioè, anche perché poi le rondini come i passeri e quant'altro non si fermano e vanno a mangiare, ma li prendono al volo, e quindi non so, farfalle, zanzare, insetti simili sono il pasto diciamo degli uccelli autoctoni nostri. Purtroppo le cimici probabilmente non piacciono proprio a nessuno, quindi importare un uccello che mangiasse solo le cimici sarebbe sicuramente un affare, o maestrarli insomma. Senta Iannicelli, poco fa lei diceva per fare il meteorologo, per fare le previsioni ci si basa sugli strumenti scientifici che ci sono, ma anche su una certa sensibilità personale. Certo. Beh certo, sì, ma come tutti i mestieri, no? Qual è il mestiere? Poi non parliamo per esempio dell'imprenditore agricolo e quant'altro, il pescatore. È chiaro che la sensibilità, come si approccia al lavoro, è sempre importante, l'anima che si mette, questo è importantissimo e ti permette di lavorare anche meglio. Questo è. Però, detto questo, ripeto, è un po' una cosa pure di sentimento, però ormai è una cosa molto scientifica in termini di formule che girano veramente, di algoritmi che girano alla velocità veramente della luce, e quindi per carità è una cosa in più quella. Io ritorno un po', voglio ritornare a quando abbiamo iniziato, 50 anni fa ho iniziato io a interessarmi di meteorologia, ma adesso l'approccio è diverso, insomma. Poi metterci, pure Alice è interessata alla meteorologia, ma diciamo voglio dire, nel suo mestiere non ci mette sentimento, chiaramente, se no non riuscirebbe a sfondare come sfonda come buca il video. Questo. Il mio è un altro tipo di mestiere ancora, ma lei da meteorologo, le faccio questa domanda, si arrabbia quando vede titoloni, bufale? Certo, no, la meteorologia forse è l'ambito in cui ci siano più improvvisati, perché ha trovato l'interesse fortissimo della gente, no? Quindi trovando gli interessi qualcuno ci ha visto, anche forse giustamente, un risvolto economico, e allora si è buttato a fare il meteo con i siti soprattutto, ma i siti li fai così senza nessuna cognizione di causa. Poi se sei bravo fai un sito di facile consultazione, no? Siamo tutti esperti ma tutti inesperti, quindi il sito più facile ti arriva direttamente adesso sul telefonino senza nemmeno che interroghi, e ti arriva, tu lo leggi e quindi vieni. Poi e questa io mi arrabbio, però è quella che la sparano grossa, perché sanno che se dici che domani arrivano 100 gradi o se arrivano a bufera, tutti vanno a cliccare, e cliccando sappiamo tutti che prendono soldi. Ma questo fa il male della meteorologia, della scienza, e porta pure danni, perché si fanno condizionare da questi siti, e in posti, si parlava prima, turistici per dire, che vivono magari col fine settimana, con l'estate. Se i siti per spararla grossa dicono che arriva bruttissimo tempo, no, tutti disdicono, lei sente gli albergatori e sono veramente... E si crea anche un certo allarmismo. Abbiamo una telefonata da casa, pronto? Chi c'è in linea? Dario di Trento, buongiorno. Buongiorno Dario, le chiedo di essere un po' veloce perché siamo quasi in chiusura. Grazie. Sì, no, mi faceva un po' specie l'aggettivo pazzo, questo clima pazzo. Ma secondo voi c'è qualcosa di anomalo nel clima di questi ultimi anni? Anche perché ci dicono sempre che guardate che non è vero, le cose sono sempre andate così, è tutto normale, tutto sotto controllo. Ma un po' anche come con le malattie, no? Tutti stimolati, però ci vengono a dire no, guardate che perché si è allungata la durata di vita, non è mica, se una persona su 3 muore di cancro è tutto normale, anche la cellula cancerogena dopo 40 anni di azalee, che compriamo le azalee. Dario, sta uscendo un po' dal tema di oggi. Grazie per la sua telefonata, abbiamo colto il senso del suo intervento, la ringrazio, mi scusi se l'ho bloccata. Possiamo dire qualcosa in qualche secondo? Ma abbiamo visto pure le ultime manifestazioni,
mi lasci chiudere così. I meteorologi, come un medico che dice ormai da anni guardate qualcosa di anomalo sta succedendo, bisogna prendere qualche provvedimento perché si sta su una strada pericolosa, non ha interessato niente, il mondo scientifico gridava e adesso dalla famosa bambina che si è messa lì, non so se c'è dietro, però è importante che abbia coinvolto, e allora è come io ho fatto l'esempio, come il medico ti dice guarda che per me hai qualcosa, non stai bene, vatti a fare, e tu non te ne frega niente, poi una bambina esce, ma tu stai male, tu corri a farti le analisi, insomma se te lo dice ascoltiamo il medico, no? Certo, ecco. Aspettiamo questa pioggia allora. Io speriamo che piova veramente, più che aspettarla, io ci spero, cioè nel senso che sicuramente se arriva, e arriva in certa maniera, sarà sicuramente la benvenuta. Siamo in chiusura, io ringrazio davvero Giancarlo Iannicelli e Paolo Quaggio di essere stati con me e aver parlato insomma di questo tema molto attuale e importante. Grazie anche a chi ci ha seguito da casa, arrivederci.